Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli della mattina: sono 8 le persone iscritte nel registro degli indagati per l'incendio scoppiato all'aeroporto di Catania nella notte fra il 16 e il 17 luglio scorsi. Ci sono anche i dirigenti della SAC e alcuni subconcessionari dei locali dello Scalo. Nuovo caso di violenza sessuale di gruppo a Palermo. Questa volta le vittime sono 2 ragazzine che avrebbero subito abusi da 4 loro familiari da quando avevano appena 10 anni. I carabinieri hanno arrestato un 46enne di Giarra nel catanese per atti persecutori nei confronti della sua compagna. L'uomo, spesso sotto effetto di alcol e droghe, l'avrebbe picchiata e minacciata per diversi mesi. Partirà giovedì a Catania una raccolta firme organizzata da USB e Rifondazione per introdurre il reato di omicidio sul lavoro. Le morti sul posto di lavoro non sono incidenti, lo slogan della campagna. Il ciclone Daniel, che ha causato ingenti danni in Grecia, si sta muovendo verso la Sicilia, dove già da ieri soffiano venti forti. Per oggi è previsto l'arrivo di piogge e temporali su gran parte delle province siciliane. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.